Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rieccoci anche per questa settimana con la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni mercoledì alle 15 per parlare del calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata odierna, come al solito, i nostri riflettori sono puntati soprattutto nel campionato di Serie D e nei due gironi del campionato di eccellenza, ma ancora una volta ad aprire la puntata sarà il campionato di promozione. Abbiamo qui con noi il presidente dell'ACI Sant'Antonio, Domenico Bella. Grazie e buona giornata anche a te. Allora, io sono contento perché domenica avete disputato una bella ed importante partita in un campo difficile così come era quello di Belpasso. Assolutamente sì, stiamo facendo un grandissimo campionato, valorizzando molto i giovani e specie quelli del territorio. Tra l'altro, quali sono gli obiettivi di questo ACI Sant'Antonio? Ma sai, noi abbiamo cominciato organizzando una società che riporti il calcio ad ACI Sant'Antonio, è già importante. È vero. Successivamente dico che il territorio ha grandi potenzialità anche come giovani calciatori e quindi stiamo cercando di valorizzare proprio i giovani calciatori. Piano piano abbiamo inserito dei calciatori un po' più d'esperienza, però non superiori ai 27 anni. Abbiamo un'età media di 22 anni, con il 50% dei ragazzi sono nati nel 2003, 2004, 2005, immaginate una cosa importantissima. Beh, vi ritrovate materiale per la prossima stagione, magari per tentare un nuovo sogno, raggiungere l'eccellenza, perché sappiamo della tradizione dell'ACI Sant'Antonio. Assolutamente sì, noi speriamo di andare avanti, innanzitutto non perdendo di vista gli obiettivi che sono prima di tutto di natura economica. Avete fatto una società quadrata, nel senso che avete ognuno una propria responsabilità e gli obiettivi sono tutti comuni. Sì, assolutamente, noi siamo 8 persone, 8 io dico innamorati del calcio, che non facevano calcio da anni. Ci siamo ritrovati in un contesto quasi onirico, da sogno in un certo senso. Sì, sì, assolutamente sì. E quindi abbiamo questo piacere di fare qualcosa di ottimale. È chiaro che, come dici tu, l'appetito viene mangiando. Finora abbiamo impattato bene, abbiamo superato i turni di Coppa Italia, abbiamo superato le partite più importanti, devo dire, andremo avanti. Vediamo cosa succederà adesso non nelle ci poniamo limiti. settimane. Bene, avete sicuramente un obiettivo, comunque quello di comportarvi bene, perché so che c'è un codice di comportamento all'interno della squadra che tu mi hai raccontato un paio di settimane fa. Mi sorprende, ma sono contento. Guarda, la prima regola è rispettare l'arbitro, che fa parte del gioco. E poi rispettare gli avversari, non protestare su determinate azioni, perché questo comporta anche delle sanzioni da parte nostra. Che poi vanno pagate. Assolutamente. Ci sono piccoli rimborsi spese, ma i ragazzi sanno benissimo che noi sulle regole non transigiamo. Abbiamo anche un dovere nei confronti delle giovani generazioni, dimostrare che il calcio è un gioco, ci si può divertire e si può seguire un sogno. Mi piace quando un presidente di una squadra di calcio parla in questa maniera, sono doppiamente contento. Adesso brevissima pausa pubblicitaria e poi subito parleremo del campionato di Serie D. Rimanete con noi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio brevissimo pubblicitario, subito il campionato di Serie D. Si è giocata l'8ª giornata, eccolo qua il tabellino dei risultati. Canicattì San Luca 1-1, Castrovillari Real Aversa 1925 1-1, Città di Aciriale FC Trapani 0-0. A Cittanova Licata batte Cittanova 4-0, la Messa Terme batte Ragusa Calcio 3-0, Locri 1909 batte Mariglianese 1-0, Catania batte Paternò 4-0, San Cataldese Santa Maria Cilento 0-0 ed infine Città di Sant'Agata batte Vibonese Calcio 2-1. Continua la marcia trionfale del Catania di Ferraro, in testa con 24 punti, 19 punti FC Lamezia Terme, 15 Real Aversa 1925, con 13 punti Vibonese Calcio e Ragusa Calcio, 12 punti insieme all'Ocri il Città di Sant'Agata, 11 punti per Licata, Santa Maria Cilento e Castrovillari, 9 punti per FC Trapani, Canicattì e Città di Aciriale, con 7 punti Paternò e San Luca, con 4 punti San Cataldese e Cittanova, chiude la classifica la Mariglianese con 3 punti. In questa classifica sottolineiamo una partita da recuperare per FC Trapani e Paternò Calcio. Il prossimo turno, domenica prossima, domenica 30 di ottobre, Catania Città di Sant'Agata, FC Trapani San Cataldese, Licata Canicattì, Locri 1909 Castrovillari, Santa Maria Cilento Real Aversa, Ragusa Calcio Città di Aciriale, San Luca FC Lamezia Terme, Mariglianese Paternò, Vibonese Calcio Cittanova. Beh, iniziamo subito da questo Catania, 8ª vittoria di seguito, stanno rincorrendo il record delle 10 vittorie consecutive, credo che siano sulla buona strada, Presidente. Assolutamente sì, il Catania è fuori categoria, ha dei giocatori che potrebbero ben figurare addirittura secondo me anche in Serie B. Noi abbiamo avuto il privilegio, il piacere. Avete fatto un amichevole con loro? Assolutamente sì, nella fase di preparazione sia del Catania sia nostra è stata una festa, veramente una festa. Con torta finale. Con torta finale e abbiamo potuto veramente assaggiare le qualità di molti di questi ragazzi del Catania che ovviamente Lodi in testa e tanti altri che diciamo sono veramente di un altro livello. Di un altro pianeta, direi. Assolutamente sì. Guardiamoci le interviste post partita insieme anche ai gol. La migliore prestazione che abbiamo fatto fuori casa dall'inizio del campionato, proprio come gestione. Sono contento che abbiamo giocato qui in casa loro, con il loro pubblico e con il nostro pubblico, perché lo sport deve essere così, bisogna essere sempre una festa. E niente, ringrazio al Paternò per come ci hanno accolto e questo è lo sport che vogliamo e va bene così. No, la classifica credo che è ancora presto, la classifica si parla secondo me quando sembra il 21 dicembre giochiamo l'ultima partita, dal 21 in poi capiamo un po' il Catania quanta punti ha e cosa abbiamo accumulato. Oggi sono contento per la prestazione, per il ritmo, per quello che hanno fatto in campo, perché davvero abbiamo fatto una partita di grande spessore. Qui a Catania se giochiamo male e vinciamo veniamo sommersi da qualche critica. È normale che la squadra e i calciatori scelti, la società che hanno scelto, noi abbiamo solo sempre un obiettivo di pensare a noi stessi e di fare quante più vittorie possibili. Me l'aspettavo perché dal 3 agosto che siamo qui, che stiamo lavorando io e il mio staff, col direttore Lanieri, col vicepresidente Grella, col presidente Pelligra, Bresciano, con la Caccarra, significa hanno fatto un'impronta di quello che vogliono arrivare, perché una società così importante trasferisce una carica che noi non possiamo sbagliare. Adesso finalmente, visto a fine partita, quei ragazzi che non hanno giocato hanno fatto già un lavoro fisico. Penso che adesso da martedì prendiamo la settimana tipo, sicuramente recuperiamo qualche infortunato che non era a disposizione. Oggi stamattina abbiamo preso a De Luca, che ha avuto una contrattura alla schiena, per questo siamo una rosa di 32 e oggi eravamo contati. Per questo allora quando abbiamo questo tipo di organico dobbiamo essere bravi, pronti. E i giocatori hanno capito l'importanza, perché tanti di loro, ripeto sempre, che non sono abituati a giocare con l'under, allora adesso bisogna capire che a volte qualcuno non può giocare anche perché gioca un under in più. Per questo però faccio i complimenti al gruppo, alla squadra, per l'entusiasmo e la voglia e
credo che abbiamo capito l'importanza e siamo su un buon passo. Sicuramente sono migliorato dal punto di vista della pressione, perché comunque giocare davanti a 15.000 persone ti fa un certo effetto, però credo che andando avanti, giocare continuamente e poi con la fiducia che ti hanno i compagni, anche se si sbaglia tutto, credo ci sia una grande crescita. Senti la fiducia che ti dà il mister, quindi sei anche nelle giocate, anche quelle un po' più difficili, cerchi sempre di stare tranquillo e sapendo che hai la fiducia di tutti, praticamente del mister, dei compagni, anche dei ragazzi che stanno fuori in panchina al posto tuo, sanno che non penso loro che te possa sbagliare e pensare, boh, non posso andare io al suo posto. Ti danno carica anche dalla panchina, ti incitano, e questo credo che sia fondamentale. Sicuramente è una grandissima soddisfazione per noi, per la nostra società, per la nostra gente che ci segue, ed oggi è stato l'ennesimo esempio di cosa significa essere a Catania, di quanti siamo fortunati a trovarci in una società del genere, con un pubblico del genere. Per noi è sicuramente motivo d'orgoglio, continuiamo su questa strada sapendo che avremo ancora tanto da combattere e cercando di raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Sappiamo di essere una squadra costruita, importante, una squadra con tanta qualità, quindi magari questo nel momento in cui riusciamo a fare un gol, ecco, ci rilassa, non è il massimo perché dovremmo stare comunque sempre sul pezzo, ma poi ecco, magari questa cosa dura pochi minuti. Anche oggi la partita, magari chi legge il risultato pensa sia stata una partita più facile di quella che era alla vigilia, quindi penso che questo sia merito di questo grande gruppo, di questa squadra che sta facendo sicuramente qualcosa di importante, nonostante ci venga riconosciuto da tutti che siamo la squadra con magari la maggiore qualità. Però ecco, vincere 8 partite consecutive penso anche con tutta questa qualità non sia così scontato. Si è invece conclusa 0-0 la partita tra Città di Aciriale ed FC Trapani, un derby siciliano dove il Trapani insomma deve cercare di recuperare posizioni, adesso è arrivato il nuovo allenatore, mentre l'Aciriale forse deve ancora avere una sua fisionomia chiara in questo campionato di Serie D. Io ritengo che l'Aciriale, che abbiamo anche affrontato in un'altra amichevole, farà un campionato tranquillo, diciamo così, per mantenere la Serie D. È una squadra con tanti giovani, molti promettenti e qualche persona, qualche calciatore di categoria che ha fatto da sempre la Serie D. Ritengo che questa è la sua dimensione. Questa è la sua dimensione rispetto allo scorso anno dove insomma aveva sfiorato la promozione. Sì, l'anno scorso aveva puntato direttamente al salto di categoria, purtroppo non c'è riuscito, ma deve calarsi in una nuova dimensione e secondo me si è già calata, la dirigenza è in grado di poterla sostenere. Parliamo adesso invece della Vibonese, una Vibonese che perde contro il Città di Sant'Agata. Guardiamoci il servizio. Ritrova prontamente la vittoria il Città di Sant'Agata che al Fresina supera la Vibonese per 2-1 e si conferma al sesto posto in classifica ad un solo punto dalla zona playoff. I biancoazzurri la sbloccano al primo affondo quando al minuto 10 Calafiore direttamente sul calcio piazzato fa 1-0 per i suoi e secondo centro in campionato. Capitano sant'agatese che poi ha una dedica speciale per la rete messa a segno. Locali che provano subito a chiuderla ma il destro di Maisano è ben controllato da Mengoli. Al 28esimo però la Vibonese acciuffa il pareggio quando l'arbitro concede ai rossoblù il calcio di rigore per il fallo di Vitale su Balla e dagli 11 metri lo stesso Balla prima si fa respingere il tiro da Curtosi e poi sulla ribattuta mette dentro il gol dell'1-1. Ci crede la Vibonese che al 42esimo la potrebbe ribaltare sull'errore di De Meleon, ma un super Calafiore si supera in scivolata, salva su Anselmo, un intervento che risulta decisivo perché un minuto dopo il Sant'Agata si riporta in vantaggio con il solito Vitale che di testa da pochi passi mette alle spalle di Mengoli, facendo così Città di Sant'Agata 2, Vibonese 1 e settimo centro in campionato per il bomber bianco-azzurro. Nella ripresa torna a spingere la squadra di Vanzetto che dopo un minuto con D'Aleo centra la parte alta della traversa. La Vibonese prova a rispondere con Tazza che però non crea problemi a Curtosi. Nel finale ancora padroni di casa vicini al gol con Carrà che spreca da posizione vantaggiosa. Infine si rivede nei minuti finali anche il capitano
capitano Cicirello, che rientra dopo l'infortunio. Per il Città di Sant'Agata il quarto successo in campionato, il secondo consecutivo in casa, biancoazzurri che salgono in classifica a quota 12 punti e si portano a -1 dalla griglia playoff. Ma noi abbiamo fatto una scelta di non andare a pressare subito altissimo, perché facendolo venire a giocare un pochettino, alle loro spalle abbiamo più profondità, c'è più campo. E anche come caratteristica abbiamo la possibilità di andare alle loro spalle, attaccare profondità. Abbiamo fatto la scelta perché se uno gioca molto basso non ci sono più tanti spazi. La sblocchi o su palla inattiva o su tiri da lontano. Se invece li fai uscire, allora alle loro spalle si libera qualche spazio e noi l'abbiamo fatto. Poi gli attaccanti esterni devono fare quello, devono scivolare verso il basso quando si difende. Abbiamo fatto 80-90 km di corsa in ritiro e devono servire a qualcosa. Proprio perché se abbassa e riparti, vai dentro a giocare tra le linee. E come i terzini lo stesso devono fare questo lavoro qua. È un lavoro di squadra, non esiste chi guarda e chi corre. E i primi accordi dobbiamo essere noi come staff. Siracusa ha fatto una buona partita, siamo stati noi e siamo andati oltre. Perché a volte si può dire facilmente dire l'avversario non era in giornata, non è stato questo. E noi che abbiamo fatto quello che ho preparato in questi pochi giorni e l'abbiamo fatto con intensità, con dei ritmi, con un'aggressività mentale e fisica diversa dalla partita precedente in casa. Faccio un esempio, può essere non bello a volte, però andare a aggredire, andare a vincere l'uno contro uno e vincere il contrasto, sul rimpallo un tiro, fai gol, poi si vede un'altra partita, perché l'atteggiamento avversario non sarà più quello iniziale, sarà diverso. A noi ci è mancato quella. In quella partita là non abbiamo avuto gli spazi per poter giocare, però non siamo stati intensi nell'aggredire e a fare quello che oggi abbiamo fatto l'uno e l'altro. Quando non c'era da costruire siamo andati allo scontro nell'uno contro uno. Se vai a giocare su una squadra che ha una mentalità offensiva, che gli piace giocare in un certo modo, trovi degli spazi senza ragionare tanto. Ripeto, le dimensioni del campo, i principi sono uguali, però poi il campo, se stai bene, si restringe sempre. E tu devi essere bravo in quei piccoli spazi che ti sono rimasti a disposizione ad entrare dentro, che può essere in ampiezza e può essere in profondità. E poi ci devi mettere i tiri da lontano e le palle inattive. Se tiri da lontano, dove un sistema avversario molto chiuso, da lontano fai una palla inattiva, sblocchi il risultato, come ho detto prima, 1-0, e si vedono più spazi. Dobbiamo convivere, perché poi se ci nervosiamo prendiamo ripartenza e prendiamo gol e perdiamo le partite. O questa o è buio. Parliamo adesso dell'FC Lamezia Terme. Presidente, sarà veramente l'unica antagonista del calcio Catania? Allora, sia la classifica che i risultati dicono questo. È una squadra di categoria da Serie D, come dico io, con gente che ha fatto questa categoria. Tu l'hai visto giocare, tra l'altro? Assolutamente sì, ad Acireale, quando ha vinto al Comunale qua di Aci Sant'Antonio. E devo dirti che non lascia nulla diciamo, allo spettacolo, non è una squadra da spettacolo. Va al sodo. Sì, assolutamente, è cinica, sfrutta anche le occasioni che le capitano e poi è molto compatta, viaggia tutta compatta, non è lunga. Beh, d'altra parte il suo allenatore Novelli, che ha già vinto un campionato con il Messina qualche anno fa, ha un'idea tattica ben precisa, prima non prenderle e poi dopo allungare la squadra, magari cercando di fare quel gol che ti permette di vincerla la partita. Sì, e
Così è stato qua contro la Cireale. È vero, è vero. Il Catania invece è molto più Tecnico anche. Sì, assolutamente sì. Però attenzione, sono 5 punti di distacco, sembrano pochi, però secondo me sono già tanti. Sì, sono d'accordo, però se vedi la classifica, tra il Lamezia e il centro classifica non è che ci sia un buco enorme, per cui Qualche altra squadra potrebbe agganciare? Sì, ma secondo me ancora è tutto in movimento, specialmente secondo, terzo posto, se la giocheranno. Certo, la Vibonese perdere un'altra volta, credo 2-1, no? Ha perso. Sì, la Vibonese ha perso 2-1 proprio contro il Città di Sant'Agata. Che io ho visto qualche anno fa in eccellenza, hanno sempre fatto ottime squadre questa società e devo dire che è tosta, è grintosa. Benissimo, abbiamo concluso il tabellino riguardante il campionato di Serie D. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria e poi subito a parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Rieccoci di nuovo insieme, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Partiamo subito con il campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Si è giocata la settima giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Castellammare Nis FC 0-0, Akragas 2018 batte Parmonval 6-0, Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 4-0, Enna Calcio Resultana San Lorenzo 0-0, a Gela Mazzara Calcio batte Nuova Città di Gela 3-0, Profavara batte Oratorio San Cile e San Giorgio 1-0, Mazzarese.2 batte Casteldaccia 5-1 ed infine Leonfortese batte Cus Palermo 2-1. Ottimo percorso dunque per la squadra di Nicola Terranova, ancora in testa, la troviamo al primo posto con 19 punti, 15 punti per Don Carlo Misilmeri, Mazzarese.2, Enna Calcio e Profavara, con 14 Mazzara Calcio, con 12 Unitas Sciacca, 10 punti per il Casteldaccia, con 7 punti Castellammare e Leonfortese, 6 punti per il Cus Palermo, 5 punti per Nis FC, Resultana San Lorenzo e Oratorio San Cile e San Giorgio, con 4 punti la Parmonval, chiude la classifica Nuova Città di Gela con 2 punti. Beh, siamo contenti che l'Akragas, capoluogo di provincia, va via prima possibile da questo infernale campionato di eccellenza. Akragas, Nissa, Enna, mi ricordano campionati di Serie D, interregionale. Di vecchissima data, oppure però. In alcuni casi, se ti ricordi, C2 e C1. Bravo. E quindi l'Akragas non può rimanere in questo campionato, deve necessariamente, per la sua storia, per il suo territorio, andare avanti e ritornare ai livelli che le competono. Tra l'altro stiamo guardando in sottofondo le immagini proprio di questa goleada contro la Parmonval, una Parmonval impicchiata libera. Sono saltati un po' tutti gli equilibri sia dal punto di vista tecnico ma credo anche dal punto di vista dirigenziale, e per una società storica come quella della Parmonval un po' mi sorprende. Io non conosco la situazione, però è chiaro che mantenere una squadra a questi livelli, in questa categoria, non è semplice, sia economicamente sia nella gestione. Poi non ci nascondiamo altre problematiche come l'assenza di strutture sportive. Infatti il campo anche della Parmonval lascia un po' a desiderare. Eh sì, ma la maggior parte dei campi, io dico un breve inciso, sono andato qualche mese fa in Piemonte, trovavo campi in erba o in sintetico da tutte le parti, non ne ho trovato uno in terra battuta. Guarda, questo è un problema che purtroppo affligge ormai il mondo del calcio dilettantistico siciliano. I comuni fanno poco per cercare di migliorare le strutture che hanno già in possesso e non so quando si sbloccherà a questo punto questa cosa. Ma guarda, noi devo dirti... Voi siete un paradiso in questo senso, sì, no? Devo dire, qua permettimi, io non... l'amministrazione ci ha messo a disposizione una bella struttura. È vero. Anche economicamente, sotto l'aspetto proprio della manutenzione. Che è fondamentale. A tal punto che è stata anche in grado di poter accontentare le esigenze della Cireale Calcio. Quindi immaginate. È la dimostrazione che c'è voglia comunque di mantenere una struttura in erba. Assolutamente sì. E per mantenerla ci vuole sacrificio. Sì, molto sacrificio. Non è facile, noi potremmo giocare anche con la categoria juniores, ma rischieremmo di rovinare del tutto il manto erboso. Andiamo ancora avanti perché dobbiamo segnalare la vittoria importantissima della Don Carlo Misilmeri 4-0 contro l'Unitas Sciacca. Guardiamo gli highlights. Ancora una sconfitta per l'Unitas Sciacca, superato per 4-0 sul campo del Don Carlo Misilmeri. Per lo Sciacca c'è stato poco da fare, a parte la prima mezz'ora di partita in cui è regnato l'equilibrio. Una volta che i padroni di casa sono andati in vantaggio con Cerniglia, la partita poi è scivolata a senso unico.
Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 con il raddoppio trovato da Matera nei minuti finali della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo l'Unitas ha provato a reagire, ma a tagliare le gambe ai ragazzi di mister Totò Brucculeri è stata l'espulsione di Ciancimino. Per Ciancimino si tratta della seconda espulsione in campionato, partita chiusa dalle ultime due marcature del Misilmeri con Giuliano e Mendola. Poco da salvare per i neroverdi, che devono assolutamente archiviare il prima possibile quest'altra sconfitta e pensare già al proseguo del campionato. Sciacca dunque che resta fermo a 12 punti in classifica e che domenica prossima proverà a ripartire attraverso la partita casalinga contro la Parmonval, penultima. Ultima in classifica abbiamo questa nuova città di Gela, vittoria 3-0 per il Mazara. Un po' ci spiazza anche un po' la situazione del Gela, perché come tutti ben sanno è una città che in questo momento propone addirittura 3 squadre, una in eccellenza, una in promozione e una in prima categoria. Questa cosa un po' veramente non riesco a capirla. Purtroppo nel mondo del calcio, dato che ci sono da poco dentro, c'è una situazione stranissima, ci sono dei gruppi magari che sono degli innamorati del calcio, ma ognuno pensa c'è troppo di poter... antagonismo però. Assolutamente, ma 3 squadre a Gela, se ne potrebbero fare una ottima. Questo lo dicono tutti, però le 3 squadre continuano a vivere. Però poi credo che anche i livelli nelle varie classifiche non siano adeguate alla piazza. Anche se devo dire che l'SC Gela nel girone D si sta comportando bene e credo che forse tra le 3 società, credo che sia la più organizzata. I risultati lo dicono. Tra l'altro neopromossa. Sì, assolutamente sì, ma vuol dire che ci tengono veramente a fare il salto di categoria e a fare magari il derby con l'altra squadra. Probabilmente. La prima azione importante arriva al 23esimo minuto, con Pace che rompe nell'area del Gela e prova il destro, ma viene respinto da un ottimo intervento di Di Martino. Al 25esimo viene fischiato un rigore per il Mazara. Su un cross avversario il terzino Sanzo la prende con le mani e causa il calcio di rigore. Al 26esimo Gomez realizza il rigore spiazzando Di Martino. Al 33esimo su un cross da calcio di punizione di Priolo, Abate per pochi centimetri non trova lo specchio della porta. Al 35esimo Rechichi riesce a respingere un tiro a botta sicura di Fernandes da posizione ravvicinata. Al 36esimo Bamba, servito da un filtrante di piazza, scivola poco prima di tirare al limite dell'area e causa un contropiede dove arriva l'errore di Gomez, che non trova il gol del 2-0 con un destro violentissimo sul secondo palo che però finisce largo. Al 41esimo arriva il raddoppio del Mazara. Con una cavalcata di Fernandes che supera tutto il Gela, viene servito Gomez che a porta vuota non sbaglia. Nella ripresa, al secondo minuto, Iannizzotto, appena entrato al posto di Bamba, direttamente dalla fascia, ci prova con il destro a giro ma prende l'esterno della rete. All'8° minuto Federico, servito da una sponda di testa di Gomez, tira alto sopra la traversa. All'11° minuto arriva una doppia prodezza di Armando Di Martino che salva 2 tiri a botta sicura degli avversari. Al 25esimo il subentrato Gangitano scheggia la traversa su un traversone della fascia e sulla ribattuta Morasca prova il destro al volo ma viene respinto da un altro ottimo intervento di Armando Di Martino. Dopo un minuto Abate, servito ancora da Iannizzotto, strozza troppo il sinistro che viene bloccato dal portiere Thomas. Al 30° minuto cross in mezzo di Giulio Pardo appena entrato che però viene svirgolato da Abate. Al 48esimo, al 3° minuto di recupero, Touré chiude i conti per il Mazara, a tu per tu col portiere non sbaglia e segna il 3-0. Pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio e parliamo del girone B del campionato di eccellenza.
Primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Rieccoci di nuovo insieme, parliamo del girone B del campionato di eccellenza giunto alla 7ª giornata. Questi gli incontri disputati domenica. Real Belvedere batte Leonzio 1909 3-0, Milazzo batte Santa Croce 2-1. Città di Comiso batte Città di Acicatena 3-1, Ionica FC batte Siracusa Calcio 2-0, vittoria fuori casa della Città di Taormina 2-1 contro il Mazzarone, pareggio tra Modica Calcio e Palazzolo, così come tra Nebros e Rocca Acquedolcese. Infine, vittoria della nuova Igea Virtus 4-0 contro la Virtus Ispica 2020. Igea Virtus che con questa vittoria ritorna solitaria in vetta con 16 punti, 14 punti per Città di Taormina, Modica Calcio, Nebros, Rocca Acquedolcese, con 12 punti Siracusa Calcio, Leonzio e Real Siracusa Belvedere, 8 punti per Ionica FC e Mazzarone, con 7 Santa Croce e Città di Comiso, 6 punti per il Milazzo, 4 punti per Città di Acicatena insieme alla Virtus Ispica 2020, chiude la classifica l'SC Palazzolo con 3 punti. Partiamo subito dal Siracusa, 2-0 contro la Ionica. Che succede a Siracusa? Per vincere questo girone bisogna vincere moltissimo. Cosa che non sta succedendo a Siracusa. È strano, hanno costruito una squadra proprio per ammazzarlo sto campionato. Eppure Siracusa non merita di rimanere in questo girone di questa eccellenza. Merita nettamente di andare in Serie D e riportare questa città nel calcio che conta, quello siciliano chiaramente. Una vittoria importante invece per il Città di Taormina, sono già partite le immagini, una vittoria contro il Mazzarone 2-1 che rilancia la squadra di Coppa al secondo posto all'inseguimento del nuovo progetto dell'Igea Virtus. Il Taormina è da alcuni anni che fa delle squadre di ottimo livello, in alcuni casi aveva puntato direttamente a vincerlo, però
c'erano squadre di altro lignaggio, di altro livello. La Ionica per esempio quest'anno credo che ha vinto col Siracusa, Sì. ha sempre fatto squadre meravigliosamente belle. L'anno scorso c'è stata la parentesi pazzesca con Mister Campo, dove veramente c'è stata tanta sfortuna, avrebbero quantomeno meritato di arrivare a giocarsi la Serie D nella finale. Io li ho visti giocare là contro la Cicatena. Esprimevano un gioco meraviglioso, fatto di fraseggi, ma poi di verticalizzazioni fulminanti, e facevano un sacco di gol. Era una bella squadra. Beh, la società quest'anno evidentemente aveva altri progetti. Sì, perché come sempre succede, per mantenere i progetti dell'anno precedente bisogna avere un budget superiore all'anno precedente. E non ci si arriva mai, perché nel calcio è inutile negarlo, non investe più nessuno. È vero. Solo dei folli riescono a farlo. L'esempio di Aci Sant'Antonio, 8 folli che si sono riuniti. 8 folli che ci siamo riuniti. Guarda, è meraviglioso perché ogni giorno ci ritroviamo nel manto erboso del comunale, e tutti a darci dei compiti, ma i ragazzi ci vedono, e sembrerà strano, ma i ragazzi, vedendo la nostra affezione a questo progetto, hanno un entusiasmo particolare. Assolutamente sì, e giocano molto bene, ci tengo a dirlo. Guardiamoci la vittoria della nuova Igea Virtus 4-0 contro la Virtus Ispica 2020. La nuova Igea Virtus riscatta prontamente il passo falso di Comiso, battendo in casa la Virtus Ispica e riprendendosi soprattutto il primato solitario in classifica. I giallorossi di Pasquale Ferrara, nonostante privi del bomber Ido Iaga per squalifica, fanno valere la legge del Dal Contres Barone e grazie ad una prova di carattere conquistano la quinta vittoria del campionato, la terza casalinga. I barcellonesi mettono subito le cose in chiaro e dopo il sinistro di Isgro al secondo minuto, deviato in angolo da Strarapoli, l'Igea Virtus la sblocca al minuto 4 quando Sili Pigni raccoglie l'invito di Franchina e da pochi passi spiana i suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2004 igeano si tratta della prima rete stagionale. Insistono i locali che a più riprese la potrebbero chiudere, ma prima il servizio di Isgro per Aveni viene intercettato da Sacco, poi la botta di Isgro dal limite si perde a fil di palo e infine Aveni di testa da posizione vantaggiosa conclude alto sopra la traversa. Raddoppio che l'Igea Virtus trova comunque allo scoccare della mezz'ora grazie al proprio reparto difensivo che confeziona il raddoppio con Trimboli che da 0 metri deve solo spingere in porta l'invito di Della Guardia per il più facile dei gol. E anche per il centrale difensivo classe 2002 Trimboli si tratta della prima rete in campionato. Spinge ancora la formazione di Ferrara che per altre 2 volte sfiora la marcatura con Isgro, i cui tentativi operati al minuto 34 e al 37esimo si spengono di poco alti sulla trasversale. Il 10 giallorosso fa centro invece al tramonto del primo tempo quando approfitta di un pasticcio dell'estremo avversario e a porta vuota mette dentro il gol del 3-0 e che gli vale come secondo centro in campionato. Nella ripresa per l'Igea Virtus si rivede in campo anche il capitano Maurizio Dall'Oglio che prende il posto di Della Guardia e sono subito i giallorossi a provarci dopo 2 minuti con Isgro che dal limite conclude di poco a lato. Bersaglio che lo stesso Isgro centra al minuto 60 quando perfettamente lanciato da Aveni si presenta solo davanti al portiere e col destro non sbaglia la rete che vale il 4-0, la sua doppietta personale e il suo terzo sigillo in campionato. Nonostante il pesante passivo, la Virtus Ispica tenta la reazione, ma le conclusioni di Cabrera al 70esimo e di Priola al minuto 85 si perdono di poco alte sopra la traversa della porta difesa dall'inoperoso Maggi. L'estremo barcellonese risponde invece presente proprio sui titoli di coda, disinnescando il destro dalla distanza di Cabrera. Il 4-0 finale consegna dunque all'Igea Virtus il punto numero 16 in classifica che consente ai giallorossi di confermarsi solitari in testa al campionato. Per i barcellonesi adesso settimana parecchio impegnativa che si aprirà già mercoledì con l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia a Siracusa e proseguirà poi domenica in campionato con il big match del Bacicalupo dove l'11 del Longano affronterà il Città di Taormina.
Siamo certamente all'inizio della stagione, soltanto 7 giornate giocate, ma a questo punto possiamo capire che l'Igea Virtus potrebbe, insomma, tentare finalmente questo passaggio in Serie D, guardandosi un po' dietro, perché sia la città di Taormina, il Modica Calcio potrebbero agganciarla e quindi, insomma, battagliare fino alla fine. Sia il Taormina che il Modica oggettivamente sono due squadre meravigliose, giocano veramente bene e poi sono toste. L'Igea Virtus comunque ritengo che possa fare quello scatto in più per andare avanti. Io ritengo, dico ancora siamo all'inizio. Sì, soltanto 7 giornate, però è anche vero che dopo 7 giornate già si intuisce una certa qualità sia tecnica che organizzativa, perché poi bisogna essere anche organizzati per andare in Serie D l'anno prossimo. Certo, devi essere organizzato innanzitutto a condurre, la società deve essere preparata a condurre questo campionato, perché sì, si pensa al prossimo se lo vinci, però devi stare attento a non farti fregare in questo. È vero. E adesso, per chiudere la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, arriva puntuale la cartolina di Giampaolo Montineri. Questa è la cartolina del Monti di oggi, questa è la famosa rotonda di Apola, no? In Piazza Isedra, quindi è un luogo di mare, altro che ottobrata, qui siamo ottobrata agostana, in questo momento sono 28 gradi che ci sono sul mare, quindi è una bellissima temperatura, il mare è ancora bagnato dai corpi di gitanti che arrivano con calma e con ritardo da quello che è la massa, ma rendono moltissimo. Pensateci anche al turno di coppa, perciò allenatore hanno i dolori di testa. Pensate anche il martedì giocano i ragazzi dell'Under 19, allenatori hanno dolori di testa perché qualcuno della prima squadra magari lo voglio integrare, poi hanno a giocare, a fare un campionato. Diciamo che adesso siamo nella fase più intensa della stagione. Eccellenza, Girone B, diversità assolute, l'ennesimo cambio di allenatore, Vittorio Iemma della Siracusa Belvedere, Gaspare Cacciola al Siracusa. E la classifica è corta e quindi non va via nessuno, vanno via gli allenatori. Nel girone A di eccellenza il tentativo di fuga in stile Catania dell'Akragas realmente ha un passo in più. Pensate che comunque il pareggio dell'Enna è stato visto come una crisi all'interno, cioè quasi una crisi tecnica, perché i social poi sballano completamente, no? Come il fantacalcio. Fantacalcio il giocatore lo mette in difficoltà, il giocatore non guarda più la prestazione sulla Gazzetta dello Sport, va a vedere il voto sul fantacalcio. Quindi questa situazione è quella che sta venendo fuori. O Gold TV, questa è proprio una bella fotografia del Monti, una bella cartolina del Monti per penalty. Cosa sta succedendo? Niente, stiamo azzerando il contest del cambio allenatore, ci sarà l'8ª giornata, però il turno di coppa darà poca felicità agli allenatori, proprio perché dovevano preparare meglio la partita. Girone B pieno di scontri diretti anche nell'8ª, il girone A si incrocia e i miei pronostici stanno dando sempre l'80% della certezza. Diciamo che sto cercando di dare coraggio in alcuni pronostici a chi comunque deve cambiare atteggiamento. Lo ha fatto la Leonfortese, sono entrati nel copione della salvezza e allora ogni partita Sebbi Catania sta vivendo come l'ultima, come quella leggendaria, cosa che non ha fatto l'FC Gela, non ha ancora l'allenatore e continua a perdere. Allora che facciamo? Lasciamo andare la barca, siamo al mare, finché la barca va lasciano andare, ma poi si va. Ciao dal Monte. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973.
Visita il sito con le nostre proposte. www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Abbiamo dunque concluso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza con la solita cartolina di Giampaolo Montineri e adesso per chiudere la puntata ritorniamo un attimo a parlare di questo ACI Sant'Antonio. Abbiamo detto che vi siete riorganizzati, c'è molto entusiasmo, venite da un pareggio importante domenica contro il Belpasso, quasi uno scontro diretto, non vi state nascondendo, nel senso che ve la giocherete fino alla fine, ma se per caso, adesso facciamo gli scongiuri, dovesse arrivare questa eccellenza, voi siete pronti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi la faremo a modo nostro però. Bene, bene, questa già è una cosa importante, è un obiettivo. Perché abbiamo fatto la promozione a modo nostro. Non tutte le squadre valorizzano i ragazzi. Avete una rosa under, giovanissima, infatti. Sì, abbiamo una rosa come ti dicevo di un'età media di 22 anni. Domenica c'erano in panchina tutti 2003, 2004 e 2005. Questo mi fa pensare che avete anche un settore giovanile che si incomincia a muovere? Sì, la junior, abbiamo fatto la juniores, speriamo nel futuro... Mi auguro che non l'avete fatta soltanto perché sennò rischiate la multa, perché molte società la fanno per questo. Noi il progetto lo dico con molta serenità. Bene. Noi abbiamo fatto una juniores affinché i ragazzi possano poi transitare in prima squadra. Bene, questo deve essere l'obiettivo. Quindi noi abbiamo un'età media molto bassa, dei giovani che scalpitano. La cosa che mi fa immensamente piacere, io l'ho sempre detto, da noi i giovani giocano. Cioè nel senso non li mettiamo fuori posto perché non lo rischiamo il centrale difensivo o il centrocampista centrale e lo mettiamo laterale come fanno, credimi, tutte le squadre. Il 95% delle società vivono con questo regolamento. Nel nostro caso è bravo e può sostenere una partita o una porzione di partita nel suo ruolo, lui gioca. In poche parole, da quello che sto intuendo, non è obbligatorio averne 4 under in squadra, ne potete avere anche 5-6, cambia poco per voi. No, assolutamente sì. Lo staff tecnico sa benissimo che se ci sono 11 ragazzi di 17 anni in grado di sostenere quella partita li può far giocare tutti. Complimenti, Presidente. No, ma complimenti. 8 pazzi di calcio che pensano che i giovani siano il futuro di queste società. Senza di loro non andiamo da nessuna parte. L'ultima battuta però è rivolta agli sponsor che forse un po' latitano nella vostra che qualche società. Persona si è avvicinata. Devo dire, il calcio purtroppo non è più attrattivo come una volta. Devo dire, qualcuno veramente si è avvicinato. La cosa che mi fa piacere, c'è stato uno sponsor che mi ha chiamato, mi ha detto, lo sai, siccome ti reputo persona seria al di là del calcio, perché diciamo faccio anche tante altre cose, dice vorrei partecipare. La cosa mi ha sorpreso, perché è raro che una persona ti chiami per dirti una cosa di questo genere. Poi quando io ho fatto leggere il progetto che noi abbiamo fatto, perché questo è un progetto messo per iscritto, con un budget, con un business plan ben preciso. Noi facciamo calcio così, Ettore, non vogliamo andare a prendere quello perché è di categoria, perché in campo se la sa sbrigare. Noi vogliamo giocare a calcio. Complimenti, veramente tutto questo ci riempie di gioia, perché finalmente questo è lo slogan giusto per il mondo del calcio dilettanti. Complimenti a Domenico Bella, il presidente dell'ACI Sant'Antonio. Insieme i complimenti li accetto a nome anche di tutti gli altri. Perché siete un gruppo. Sì, siamo un gruppo, noi ci chiamiamo, per scherzare un poco, tutti presidenti.
Però il messaggio è quello che siamo un gruppo coeso. Bene. E quindi ognuno rappresenta anche gli altri. Bene, complimenti al Presidente che ci tornerà a trovare, perché Grazie. il suo ottimismo ci piace all'interno di una trasmissione che parla di calcio Ma dilettantistico. guarda, bisogna lanciare messaggi positivi, in un momento tra l'altro di congiuntura internazionale dove le informazioni e le cose che vengono non sono del tutto positive. Io dico bisogna lanciare un messaggio positivo, perché il calcio è uno sport che deve attrarre, è uno spettacolo che deve attrarre tutti. Grazie ancora e Grazie a buona te. continuazione di un campionato intrigante qual è appunto il vostro. Complimenti ancora. Noi abbiamo concluso la puntata odierna di Penalty, non ci rimane altro che darvi appuntamento a mercoledì prossimo, come al solito alle 13 puntuali sul canale 15 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che domani in versione on demand sulla pagina YouTube di Penalty programma sportivo, avrete modo di seguire il rullo con tutte le immagini, le classifiche e i gol, soprattutto del campionato di promozione e anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Appuntamento alla prossima settimana.